Cronache Trevigiane non vuole dimenticare un festeggiamento particolare per una manifestazione che forse è tra le più importanti in Veneto. Ci riferiamo alla Festa del Radicchio di Rio San Martino che quest'anno compierà i 35 anni. Si comincia il 4 novembre per finire il 20 novembre, tante manifestazioni, tante degustazioni, tanti ospiti speciali, ma vediamo un po' il primo servizio che ci racconta l'avvio di questa iniziativa. Tutto è pronto per brindare ai 35 anni della Festa del Radicchio di Rio San Martino. Da venerdì 4 a domenica 20 novembre 2016 la frazione di Scorzè si colorerà di rosso per una festa che ogni anno concentra sotto la tensa struttura del Pala Radicchio oltre 70.000 visitatori. Partenza all'insegna della grande musica venerdì 4 novembre con Bobby Solo in concerto che ospita Gigliola Cinquetti. Come da tradizione prenderanno il via anche le numerose iniziative che confermano il ruolo solidale svolto dalla festa, manifestazione da sempre attenta alle esigenze dei più bisognosi. Quest'anno in particolare, oltre al ritorno del percorso Rio Solidale, ci sarà una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Giovedì 17 novembre invece la solidarietà sarà abbinata alla buona cucina, protagonista della tradizionale serata gastronomica a tavola con il gusto della solidarietà. 7 piatti dalle 7 province in collaborazione con Unione Cuochi del Veneto, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Altre Parole di Campo San Piero, che opera per l'umanizzazione delle cure oncologiche. A grande richiesta, infine, sabato 19 novembre tornerà l'appuntamento con Rio's Got Talent, Talenti per la Vita, una speciale esibizione dei talenti più vari che avrà come presidente di giuria niente meno che l'illusionista Antonio Casanova, il mago di Striscia la Notizia. Chiusura in bellezza domenica 20 novembre con il concorso per istituti alberghieri Premio San Martino, condotto quest'anno da Veronica Maia.